Ed eccoci rientrati, seconda parte di Cronache Trevigiane, con me il direttore del Forum Spumanti d'Italia, Luca Giavi, che è un po' il braccio operativo di questa manifestazione. Ecco, nell'organizzazione, direttore, abbiamo voluto mantenere alcune cose che già esistevano nell'evento nazionale che era proprio di questa terra, e quindi le degustazioni, i banchi d'assaggio. Si è voluto però comunque allargare anche al popolo, alle famiglie, ai visitatori di questa terra, ma non solo. Proprio lo scopo che ha questo tipo di evento, che è un evento che vuole in qualche modo parlare a 360 gradi ai consumatori, doveva in qualche modo cambiare formula. Abbiamo scelto pertanto di aggiungere spettacoli, aggiungere l'intrattenimento, e anche dal punto di vista delle formule degustative siamo andati ad ampliarle in modo tale da offrire la possibilità al neofita di avere la degustazione guidata, dove gli vengono spiegate le caratteristiche del prodotto, avere la possibilità di fare un banco d'assaggio con degustazioni comparative tra tutte le 100 etichette proposte in degustazione, e poi per chi semplicemente vuole bere un buon calice di Conegliano Valdobbiadene superiore di OCG, la degustazione al bicchiere. A questo, per giunta, in collaborazione con alcune realtà locali, abbiamo realizzato anche una parte di ristorazione veloce in Piazza Marconi, sotto la loggia del Palazzo Comunale. Quindi anche la piazza torna al centro della scena. Una cosa particolare sono anche i convegni. Oggi si è voluto iniziare con un parterre davvero importante, con dei relatori a carattere nazionale riconosciuti. Si è parlato di comunicazione, quindi si fa anche un passo oltre a quella che è la produzione, la commercializzazione o il turismo in sé e di per sé. Abbiamo pensato che fosse importante confrontarsi con l'esterno e ottenere due voci autorevoli come il professor Ghetti e il professor Rampello, che ci dessero più che delle soluzioni, degli stimoli, delle occasioni per riflettere. E devo dire, era una scommessa non poco rischiosa, e alla conclusione di questa giornata posso dire una scommessa che abbiamo vinto proprio per il feedback che abbiamo avuto dagli stessi produttori, che hanno detto sì, è vero, non ci avevamo mai pensato, questi sono tematismi giusti, adesso rifletteremo su questi percorsi. Direttore, noi la ringraziamo per essere stato con noi, andiamo a goderci il resto della giornata e dell'evento. Noi ci vediamo insieme il prossimo servizio di Cronache Trevigiane, e poi ritornate qui perché andremo a conoscere proprio il professor Rampello. È giunta alla sua terza edizione la rassegna dedicata ai prodotti della stagione autunnale. Peperoni, fagioli, mele, funghi, castagne, marroni, kiwi, polenta e il tradizionale spiedo d'alta marca saranno protagonisti delle 11 feste popolari che compongono il calendario di Delizie d'autunno. Una piccola perla nella promozione territoriale della provincia, parola del presidente Leonardo Muraro. Un momento importante che si abbina all'aspetto culinario, per cui ristorazione, grandi manifestazioni, ma soprattutto la promozione del territorio, organizzate ormai in un arco annuale. Ogni stagione ha il proprio brand, la propria manifestazione, una organizzazione che sta dando dei risultati. Anche quest'anno è ingente lo schieramento di forze volontarie messe in campo dalle Proloco della provincia di Treviso. Tra fornelli, tavoli e mostre di prodotti tipici saranno migliaia i volontari al lavoro per animare l'evento. Queste sono manifestazioni dai grossi numeri, e quasi tutte parliamo di decine di migliaia di persone che partecipano ad ognuna di queste manifestazioni. Quindi riuscire a incontrare 50.000 persone in manifestazione ci vogliono centinaia di volontari che lavorano. Facebook, brochure, totem, locandine, tanti modi per conoscere tutti gli appuntamenti con questa rassegna autunnale, e poi il sito internet www.deliziedautunno.tv da consultare fino all'11 novembre per scoprire tutte le manifestazioni collaterali. Il nostro non è un territorio né invernale, perché non abbiamo le grandi montagne, né estivo, perché non abbiamo il mare, è il territorio della primavera, ma soprattutto dell'autunno, da godere veramente. Ben ritrovati, con me il professor Rampello, presidente della Triennale di Milano, ospite a Valdobbiadene Brinda la Vita in qualità di relatore di un convegno importante, perché si è deciso di riflettere sulla comunicazione. La comunicazione non solo del valore del vino, perché sappiamo che adesso con il passaggio alla DOCG il valore è aumentato, ma è aumentato in corrispondenza all'aumento dei valori che il vino interpreta e incarna. Se gli uomini che vivono in questo territorio
esprimono un prodotto di questa qualità, ma esprimono anche un formaggio, i formaggi che ho assaggiato, i salumi che ho assaggiato, le frutta, ma poi esprimono la tutela, per esempio, e la volontà di tutela del loro territorio. Tutto questo paesaggio che è tutto frutto del lavoro dell'uomo, per cui tutto un paesaggio artificiale nel senso alto della parola, perché è frutto di arti che si sono sovrapposte, le arti all'interno del mondo dell'agricoltura, le arti all'interno del mondo delle architetture, delle arti in quanto tale, per cui tutto questo evidentemente porta a un'unità di valore, a un valore unico. Ecco professore, quanto secondo lei la crisi che stiamo attraversando sta influendo su questa maggiore sensibilità e attenzione e la ricerca anche di nuove risposte, di nuove prospettive rispetto ad un tempo in cui magari si produceva, si costruiva e non si badava tanto al come lo si faceva, alla qualità della vita oltre che alla qualità del prodotto? Ma a mio avviso il modo per superare la crisi è quello di avere una visione molto ampia, guardare molto avanti. Certo, bisogna stringere, fare sacrifici, lavorare più sodo, ma guardare avanti. Se uno pensa di superare la crisi abbassando i livelli di qualità per avere un guadagno apparentemente immediato, tutto questo è assolutamente negativo e controproducente. Professor Rampello, noi la ringraziamo per essere stato con noi, le auguriamo un buon ritorno. Approfittiamo, giustamente, quando c'è l'ospitalità ed è buona. Noi ci vediamo al prossimo servizio di cronache trevigiane, poi tornate con noi per le conclusioni di questa puntata.